Una vetrina per i giovani, questo è stato il meeting giovanile Città di Casarsa andato in scena sabato 6 aprile. Una vetrina per i giovani, anche se, a detta del presidente della Libertas Casarsa, Adolfo Molinari, il settore giovanile dell'atletica sta realmente a cuore a poche persone. Sabato però si sono visti bambini e ragazzi già in ottima condizione, solleticati forse anche dall'assegnazione dei titoli di campione regionale Libertiadi nella categoria ragazzi e cadetti. Il gran finale invece è stato affidato agli 800 metri della categoria assoluti e vinti da Mattia Rizzo e Ginevra Cimarosti. Noi, racconta Adolfo Molinari ai nostri microfoni, ci spendiamo affinché i bambini e i ragazzi possano avere la possibilità di gareggiare e vivere delle giornate di sport, ma è importante che si prenda in mano questo settore. Un malessere che fa il paio con quello suscitato dalla riforma dello sport. Siamo sempre i soliti vecchietti a portare avanti la baracca, prosegue il presidente. Il ricambio generazionale è molto faticoso. Questo comporta un problema complessivo nella gestione del settore. Di sicuro la risposta del pubblico sugli spalti e degli atleti in pista ha scacciato, almeno per il tempo della gara, i pensieri negativi, soprattutto pensando alla presenza massiccia degli esordienti, che sono stati più di 60 su un totale di oltre 300 atleti. E proprio la presenza di genitori e parenti dei più piccoli ha riempito le tribune, offrendo un magnifico colpo d'occhio. Di sicuro quello di sabato è stato un primo importante test in vista della stagione estiva appena iniziata, per capire su cosa bisogna lavorare dentro e fuori dalla pista.